Sì, diciamo che era lo scontro diretto per noi perché comunque ci ritrovavamo a un punto solo, quindi perdendo, nonostante tutto loro ci sorpassavano, ma ci allontanavamo anche dal sesto posto, quindi era obbligatorio oggi vincere questa gara con una squadra giovane, veloce, che io ho sempre ammirato fin dall'altro anno. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo con gli innesti nuovi, abbiamo un altro assetto dove ci porta a livello di gioco molto, molto avanti. Comunque abbiamo creato tanto questa sera, sia come gioco che come conclusioni. Devo dire che abbiamo fatto una grande gara contro una grande squadra. Guarda, l'elogio non va fatto al singolo, ma bensì a tutta la squadra e alla società che ci permette insomma, di scendere in campo sempre al top, più o meno. Quindi i complimenti secondo me vanno a tutti quanti, ma quando si sta bene fisicamente, mentalmente, sono queste le partite che si vedono, ecco, che porti a casa il risultato perché comunque stai bene in tutto. Sono contento, adesso guardiamo avanti e niente, procediamo per la nostra strada sperando in questo playoff che arrivi presto, insomma. Beh, diciamo che abbiamo fino adesso affrontato le squadre che stanno su, nelle prime 3-4 posizioni. Ci manca il Checco da affrontare, che è una grande squadra abbastanza organizzata e poi il campionato comincia da lì, ecco, però giustamente le partite che arriveranno prima del Checco noi le dobbiamo affrontare nel migliore dei modi. Questo sì, penso che sia l'assetto giusto e la mentalità giusta di portare a termine un campionato iniziato un po' così altalenante, ma ripeto, con questi 2 o 3 innesti che abbiamo fatto abbiamo un assetto da gara molto molto importante e molto determinato. Spero, ripeto, che arriveremo presto in zona playoff e poi giocarsela alla fine. Grazie a Davide Di Pasquale, allenatore della Pisana Calciotto. Grazie a voi, buon lavoro.